Ecco, recentemente avete messo sotto torchio il governatore Musumeci, ma quali sono le istanze future e qual è la situazione che avete attenzionato in Sicilia? La proposta mia di aprire un'inchiesta con la Commissione Ecomafie sulla depurazione in Sicilia è perché conosco bene la realtà. La Sicilia ha un problema negli impianti di depurazione perché molti sono vecchi, altri non funzionano, ma la cosa più grave è che ci sono dei fondi già da decenni nelle casse della Regione che non vengono spese e quindi ci ritroviamo oltre a un danno ambientale anche un danno economico. Paghiamo circa 100.000 euro al giorno di multa dall'Europa. Quello che abbiamo fatto è, oltre ad attenzionare e a seguire alcuni iter che già sono stati avviati, accelerandoli alcuni, abbiamo allargato la struttura commissariale, abbiamo dato anche più poteri al commissario per la depurazione e quello che vorremmo è che finalmente gli amministratori regionali e locali si attivassero in maniera seria. Ricordo che siete venuti anche ad Agrigento abbiamo una situazione disastrosa con tutti gli impianti fuori norma. Sì, ma come Agrigento purtroppo è mal comune. La realtà più agghiacciante che abbiamo trovato con la Commissione è che quegli impianti che dovevano essere funzionanti perché sulla carta sono in regola, in realtà erano quelli pure messi peggio, erano spenti, con le catene, lucchetti arrugginiti e praticamente abbiamo una Sicilia che non depura. Sulla carta almeno il 60% ha una procedura di infrazione, ma in realtà molti non si occupano di una gestione virtuosa dei nostri depuratori. I fondi PNR interessano questo settore? Certo, anche abbiamo dato ulteriori fondi che comunque la Sicilia, o per mancanza di progetti o perché non ha questa sensibilità, in qualche modo perde o le lascia nei cassetti, e questo è un'ulteriore beffa al problema.